Sì. Allora stiamo discutendo intanto del problema che c'è anche della formazione, ma soprattutto anche di giovani che intraprendono queste professioni. Leggiamo il messaggio: francamente l'impatto Covid dovrebbe essere risarcito da chi l'ha causato, ma chi l'ha causato è troppo potente per tutti, pertanto ce lo sobbarchiamo noi poveri che contiamo niente. Quindi qua c'è un riferimento alla partenza del Covid. E vabbè, lei stava finendo un discorso alle banche, bisogna chiedere tempo alle banche. State facendo qualcosa per questa moratoria di finanziamento? Ci sono prospettive anche per consentire poi a nuovi giovani formati di intraprendere questa professione con maggiore tranquillità? Ma c'è un meccanismo per cui le moratorie che scadevano a giugno le aziende hanno avuto la facoltà di spostarlo a dicembre, ma con un meccanismo molto perverso, che questo spostamento fa scattare un alert nei confronti dell'azienda spesso, che si chiama in termine tecnico forborne, cioè finanziamento a rischio. Allora, in quel caso, quando scatta questo meccanismo, il costo del denaro diventa ancora più alto per l'azienda che lo deve sostenere e molto spesso rischia di non ottenere neanche ulteriori finanziamenti. Allora il dialogo che noi stiamo facendo con le banche è proprio questo: cercare di far capire che l'errore non è imputabile all'imprenditore per la situazione in cui si è trovato a dover affrontare, ma è una situazione che va sostenuta, e va sostenuta con forme di finanziamento che siano a lungo termine, che consentano di spingere la palla il più avanti possibile, consentire all'azienda di fare il ritorno dell'indebitamento necessario per adeguare i suoi standard ai parametri internazionali e per rilanciare la competitività della propria azienda. Attualmente questo arco temporale è passato dai 6 agli 8 anni e noi riteniamo che non sia sufficiente, ed è per questo che stiamo cercando di individuare delle formule che siano anche controgarantite dallo Stato, dal governo, da Cassa Depositi e Prestiti, piuttosto che dal Medio Credito Centrale, che ha dimostrato una grande disponibilità a dare le garanzie in tal senso, per trovare il meccanismo necessario per consentire il mondo imprenditoriale degli albergatori italiani di riprogettare le proprie aziende secondo standard e parametri internazionali e di rilanciarle nei confronti dei competitor che non sono più ovviamente il vicino di casa, ma sono i competitor internazionali. Anche perché c'è ovviamente una fiscalità diretta e indiretta sulla quale varrebbe la pena discuterne, perché è molto molto pressante per la competitività delle nostre aziende, e un costo del lavoro che purtroppo è del 30 al 40% molto spesso del fatturato. Questi sono tutti elementi sui quali varrebbe la pena ragionarci adesso insieme su un tavolo anche con le organizzazioni sindacali e con il governo, per creare appunto tutti i presupposti necessari per la ripartenza. È d'accordo, Presidente Bertin, perché la stessa questione riguarda anche il commercio in generale. Chiaramente le osservazioni fatte dal Presidente Schiavon sono le nostre osservazioni che facciamo quotidianamente quando ci troviamo ai tavoli, però bisogna fare presto, bisogna avere coraggio di intervenire con immediatezza, adesso non c'è più tempo. Allora, si sta dimostrando che le imprese non hanno i tempi della politica. È sempre stato questo tragedia. Ecco, allora, e della burocrazia. Benissimo, allora coscienti di questo o fanno il coraggio di prendere in mano la situazione seriamente, creando appunto questo prolungamento dei prestiti fatti, facendo intervenire appunto un Medio Credito Centrale, perché le banche non è che non hanno i soldi, non hanno i soldi, però sono coscienti anche loro di: guarda che se io ti do i soldi o tu mi prolunghi la tua moratoria, tu diventi giustamente un soggetto a rischio. È meglio evitare. Io i soldi li ho per darteli, trovo qualcuno che faccia garanzia, così ci rispondono le banche. Qui è il governo. Voi non avete un confidi, qualcosa? Sì, ma noi facciamo garanzia con i nostri confidi. Noi la facciamo, però chiaramente se uno è in difficoltà la banca ci boccia anche la nostra garanzia. Se non c'è un ente forte come lo Stato che interviene con gli strumenti che ha, noi andiamo in grossa difficoltà. Questo, insomma, assolutamente. Prima il Presidente Bertin accennava il discorso dei giovani. Lei dice che lei si occupa, il Presidente, anche della scuola di formazione, no? Nel settore turistico. Ci sono giovani che intraprendono queste strade, che quindi poi possono uscire e dedicarsi al settore turistico, anziché anche quello perché commercio secondo me è turismo in parte, turismo città su città, quello però è sempre anche un servizio che deve essere fatto in un certo modo, non è più il vendere la cosa, ma saperci fare, cioè catturare il cliente, perché il grande competitor è il web nel commercio, attenzione. Esatto.
Guardi, io ho l'onore di rappresentare anche una eccellenza del Veneto, che è la Fondazione ITS Turismo Veneto, che è ai vertici a livello nazionale, proprio riconosciuta dal Ministero per i risultati ottenuti nella formazione dei ragazzi che si formano e si specializzano in un percorso biennale nel nostro settore. E questa secondo noi è la strada giusta, è un modello di formazione innovativo, molto stimolante per un ragazzo che esce post diploma o post laurea e che decide per 2 anni di venirsi a formare, con un tasso di occupazione in uscita quasi del 96%, vuol dire che più di 9 su 10 al termine del loro percorso vengono assunti dalle aziende. Questo significa che il percorso di formazione è coerente con l'obiettivo che ci siamo dati, le aziende li assumono e i ragazzi trovano lavoro. Questo purtroppo è un modello che oggi però sforna ancora pochi numeri per una regione importante come la nostra. Noi abbiamo circa 380 corsisti all'interno della nostra fondazione. Cos'è post diploma? Post diploma, post laurea. Si accede con una selezione. I posti disponibili sono 20 attualmente, erano 25, adesso per questioni di distanziamento siamo costretti a ridurre, diciamo, per ogni corso il numero dei partecipanti. Si accede dopo la selezione, si fa un esame di Stato al termine dei 2 anni e dopo, diciamo, una volta ottenuto l'esame, questo è un titolo che è riconosciuto anche a livello internazionale. La speranza è ovviamente che dopo aver investito tanto su un percorso di questo tipo i ragazzi restino nel nostro paese e nelle nostre aziende. Quindi la formazione è un passaggio importante, fondamentale, ma bisogna anche creare un ambiente stimolante per i ragazzi. Su questo noi abbiamo bisogno forse di rivedere anche l'impostazione del nostro modello imprenditoriale. L'ambiente di lavoro oggi deve essere stimolante e attraente. Infatti lei ha toccato un tasto dolente, secondo me. Stimolante ed attraente. Oggi siamo in una fase abbastanza critica dove i miei colleghi, tutti noi, abbiamo una grande difficoltà a reperire il capitale umano qualificato, quando è un momento in cui invece il mercato richiederebbe di averne sempre più di qualificato. Quindi vale la pena forse sederci a un tavolo adesso, non aspettare magari il prossimo anno per fare questi ragionamenti o lamentarci che facciamo fatica ad attrarre i giovani al nostro settore, ma capire esattamente come riprogettare il modello e far sì che i ragazzi trovino un modello all'interno delle nostre imprese da seguire. Cosa che in questo momento, devo dire, si è fatto un po' di tutto, anche dal punto di vista normativo, per far entrare i giovani troppo tardi nelle nostre aziende. Bene, in Italia assumere un minorenne, guardi che è una cosa veramente complicata. Le catene alberghiere internazionali hanno rinunciato a farlo nel nostro paese. Questo è gravissimo, vuol dire far entrare i ragazzi troppo tardi nel mondo del lavoro. Concorda Bertin? Sì, in pieno, perché veramente è un dato che lo stiamo analizzando non da adesso ma da tanto tempo, che l'inserimento nel mondo del lavoro viene fatto in maniera sbagliata nelle nostre imprese, perché appunto noi quando dobbiamo fare la formazione all'interno dell'impresa diventa un costo importante per l'impresa. Cioè viene fatta all'interno dell'impresa invece che nel mondo della scuola. Esatto, se invece viene fatto da chi ha la competenza e ti dà già una persona formata che sa cosa va incontro quando entra su un'impresa, diventa molto più semplice e lì riesci a formare l'imprenditore poi, perché quello è uno che dopo formato capisce quale può essere la sua strada nella vita e può intraprendere una carriera imprenditoriale. Quindi esatto, i passaggi sono molto chiari, insomma. Però c'è una cosa che ha detto anche il Presidente interessante ed è un dato di fatto: essere attrattivi, attraenti per chi ci lavora, e poi di conseguenza se uno ci lavora con entusiasmo in una struttura, vuoi che sia questa di ricettività turistico, alberghiera, vuoi che sia un negozio, un punto vendita, un ristorante, così lo fa volentieri, trasmette questo anche all'ospite, al fruitore del servizio. E invece da noi è un po' viene considerato, non dico un ripiego, però alla fine a volte un passaggio per andare a fare esperienze all'estero, che sono ritenute certamente più remunerative e più gratificanti. Sì, perché manca attrattività? Perché c'è una forma anche imprenditoriale, tra virgolette, vecchia a volte, di gestione vecchia? A volte sì, ma a volte manca anche una passione da parte di chi si approccia. Cioè, se tu consideri un ripiego, il lavoro che devi andare a fare, chiaramente non ci metti l'entusiasmo per capire, per imparare, per fare questo tipo di lavoro. Se tu invece ci credi in questo lavoro che fai perché ti piace e così, quindi voglio dire, è una situazione che va da tutte e due le parti. Chiaramente noi imprenditori dobbiamo crescere anche noi e sviluppare un po' anche, diciamo, il sistema imprenditoriale nostro.
Allora, ci sarebbe tantissime cose da parlare, io vi ringrazio tantissimo, quindi ringraziamo della collaborazione Confcommercio Veneto, in particolare Patrizio Bertin, Presidente Confcommercio Veneto, Massimiliano Schiavon, Presidente Federalberghi del Veneto, grazie di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori di averci seguito, la puntata poi la potete rivedere naturalmente in replica sul nostro sito internet, noi affronteremo naturalmente ancora queste tematiche anche naturalmente su vostra sollecitazione. Non abbiamo parlato dei locali da ballo, lo faremo sicuramente, ma sappiamo che c'è la partecipazione di Confcommercio perché questi possano aprire. Grazie ancora, buon proseguimento.